Buongiorno e ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3, primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3 che anche oggi vede in primo piano un'ampia pagina dedicata alla nuova ennesima ondata di maltempo che dal pomeriggio di ieri fino alla serata ha coinvolto gran parte della nostra regione provocando danni ingentissimi. Vento, pioggia ma soprattutto grandine, violenta grandinata con chicchi di grandine grandi anche fino a 10 centimetri, come una pallina da tennis. I cittadini raccontano di una specie di bombardamento che ha causato danni ingentissimi alle auto, agli impianti fotovoltaici, alle abitazioni. Avete sentito questo audio che in qualche modo sintetizza quello che si è vissuto ieri, una vera e propria tempesta di grandine che ha coinvolto il padovano, il veneziano, l'Alta Marca Trevigiana e tra pochissimo faremo un giro con i nostri inviati dalle zone maggiormente colpite. Sono state 500 le chiamate di aiuto ai centralini dei Vigili del Fuoco della nostra regione, gran parte risolte in modo autonomo, sono state 190 quelle finora affrontate dai pompieri, ne rimangono un centinaio ancora da evadere. Interventi dei Vigili del Fuoco che hanno riguardato, come detto, il veneziano, in particolar modo la riviera del Brenta. Si contano un'ottantina di interventi e poi molti interventi di soccorso in provincia di Padova, Vicenza, Verona e Treviso. Il dispositivo di soccorso è stato rinforzato con l'invio di squadre delle colonne mobili di altre regioni da parte dei Vigili del Fuoco provenienti dai comandi di Firenze, Alessandria e Milano. Come detto, un'ottantina di interventi nel veneziano, in particolar modo lungo la riviera del Brenta, e tra pochissimi minuti distanti andremo proprio a Dolo con Ilaria Marchiori, e poi una cinquantina di interventi dei Vigili del Fuoco nel Padovano, poi nel Trevigiano. Già ieri nel corso dei nostri telegiornali vi avevamo raccontato con le immagini proprio fresche, in tempo reale quasi, quella che è stata la portata della grandinata che ha interessato il Trevigiano. Circa 13 gli interventi invece nel Veronese. Questo è il quadro della situazione, ma allora, come detto, andiamo subito lungo la riviera del Brenta, andiamo a Dolo insieme alla nostra Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui a Dolo, che è uno dei comuni che è stato più colpito, uno dei comuni della riviera del Brenta che è stato maggiormente colpito dai danni del maltempo che si è abbattuto anche sul veneziano ieri sera. Gli altri comuni sono Pianiga, Stra, Campagna Lupia, Fiasso d'Artico, ma Dolo è quello che al momento, almeno secondo quanto ci risulta, secondo quanto è stato detto anche dai Vigili del Fuoco, quello che ha subito danni maggiori. Tra l'altro, ancora una volta, ancora nel mese di luglio, il maltempo che si abbatte sulla riviera e su Dolo. Qui insieme a noi c'è il sindaco di Dolo, Gianluigi Nanetto. Sindaco, allora, innanzitutto una prima stima. Una prima stima la stiamo facendo, è chiaramente una stima pesante, importante, e dalle prime ricognizioni fatte già nella nottata si è capito subito che si trattava di un'emergenza vera, e ringrazio a tal proposito il nostro Presidente Luca Zaia per aver inserito anche i comuni della Riviera nello stato di emergenza. In modo particolare sono i privati ad essere colpiti, oltre che con qualche edificio pubblico, con danni importanti, dalle autovetture fino ai beni immobili, quindi la casa e l'impiantistica. C'è una situazione, come dire, in un contesto già sociale critico, che appesantisce ancora di più anche lo stato proprio psicologico, oltre che economico. Ecco perché naturalmente ieri sera, sicuramente in quel breve lasso di tempo, perché non è durato molto, si è tornati indietro
nel tempo, con la memoria al famoso tornado di quel tragico 7 luglio. Esattamente, siamo ritornati indietro nel 2015 d'improvviso, rivivendo un po' quei drammi legati all'impotenza di fronte a una forza naturale appunto straordinaria che colpisce, dichiarando però il fatto che bisogna fare qualcosa. A questo allora a ciascuno la propria parte in termini di responsabilità, ma soprattutto in termini di tempestività. Oggi stiamo ancora chiudendo le pratiche del 2015, abbiamo ristorato tutti grazie all'aiuto di tutte le istituzioni coinvolte. Ci auguriamo tutti che sia questa invece un'occasione tempestiva anche di risposta per far vedere le istituzioni vicine e insieme ai cittadini. Ecco, io vi faccio vedere, grazie all'aiuto delle immagini qui di Sandro Ponchio, che già solo in questa zona si vedono i rami spezzati, tutte le foglie, in alcune parti ci sono addirittura dei pezzi di automobili, le finestre, non so se in questo caso riusciamo a zoomare, ma quelle alle nostre spalle, ne vediamo che ce ne sono tantissime, le saracinesche danneggiate, le auto non ne parliamo perché abbiamo visto immagini, abbiamo sentito testimonianze di auto completamente distrutte. Questo è vero, sì, noi abbiamo situazioni spesso non assicurate, quindi non rimborsabili direttamente con coperture private. È chiaro che si apre una questione sociale di emergenza, in questo caso che è proprio economica e che è di tenuta di un tessuto fortemente provato dopo il 2015, poi dopo il Covid, ora con un altro evento questa volta naturale di straordinaria portata. Ecco, è come dire, nemmeno il tempo di rialzarci che di nuovo veniamo colpiti. Allora l'appello del sindaco è importante, con la speranza che venga recepito e percepito da chi può fare qualcosa, e dopodiché si torna a trattare il tema ambientale, che quello riguarda istituzioni ancora più su, e poi la responsabilità di ognuno di noi. Ringrazio il sindaco di Dolo e qui dal comune di Dolo restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori e grazie al sindaco di Dolo per questa carrellata facendo il punto di quella che è la situazione danni lungo la riviera del Brenta, in particolar modo nel comune di Dolo, tra i maggiormente colpiti. Lo ha ricordato poco fa il sindaco. Ebbene, il presidente del Veneto Zaia ha annunciato che nelle prossime ore, terminati i censimenti dei danni in corso dalle prime ore del mattino, firmerà l'estensione dello stato di emergenza che era stato firmato la settimana scorsa dopo la montagna, ricorda il presidente Zaia. Ora è toccato alla pianura. L'ondata di maltempo non ha provocato solo i danni che abbiamo documentato e che stiamo documentando anche con i nostri colleghi in giro per il Veneto, ma ha provocato anche il ferimento, pensate, di un centinaio di persone, 110 per esattezza, è il numero delle persone ferite con traumi determinati dalla grandine, da cadute, da rotture di vetri. Questo numero è stato dato direttamente dal governatore del Veneto Luca Zaia. E allora dalla riviera del Brenta ci possiamo spostare nella Marca Trevigiana. Avete sentito Ilaria che ha fatto accenno ai danni alle auto, danni ingentissimi alle vetture parcheggiate all'esterno di abitazioni, di negozi, di ditte, e ci sono poi danni anche riparati dalle auto che erano parcheggiati nelle officine, nelle carrozzerie, e che hanno riportato dei gravi danni. E una prima conta dei danni forse riusciamo a farla insieme al nostro Christian Arboit, insieme a Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Christian. Sì, buongiorno Francesca. Una situazione in continua evoluzione. Qui alla BBC, una carrozzeria di Masera, si lavora senza sosta sera perché le richieste di interventi sono tantissime sui parabrezzi, sui lunotti, sulle carrozzerie per l'appunto di decine e centinaia di auto.
Tutta la zona dell'Alta Marca è stata battuta ieri da una grandinata da record, l'abbiamo raccontata anche ieri sera praticamente in presa diretta. Questi sono gli effetti, macchine di fatto devastate, distrutte. I ragazzi della BBC di questa carrozzeria sono al lavoro, stanno appunto installando parabrezza nuovi. Qui con me ci sono anche i titolari Davide Betto e Orlando Cavasin. Insomma, è un bollettino di guerra questo, Betto. Una cosa mai vista, è la prima volta che vediamo una grandinata di questa tale portata. Sempre cose piccoline ma grandini grosse come arance mai viste, si vedevano forse solo sui film, sembrava quasi una cosa impossibile dovesse accadere. E noi adesso ci spostiamo all'esterno, lasciamo lavorare i ragazzi per vedere gli effetti di questa grandinata sulle auto. Ci sono dei veicoli veramente in condizioni pietose e solo per un soffio in alcuni casi non è successo qualcosa di più grave. Ecco, vedete questa macchina sembra letteralmente bombardata. Nicoletta, se possiamo riprendere il parabrezza, andato praticamente in frantumi, e poi i finestrini anteriori, sia quelli che quello a lato conducente, ma anche il lunotto posteriore. Scusa Nicoletta, ti sto facendo diventare matta, ma ecco, il lunotto posteriore è una roba veramente allucinante, e non è l'unica macchina, c'è anche questa Ibiza nera, ecco, vedete, lunotto posteriore anche qui, andato letteralmente in frantumi. C'è anche quest'auto, anche qui un altro lunotto posteriore. Anche il tetto, tra l'altro, anche il tetto, mamma mia. Ecco Cavasina, cosa possiamo dire? Che cosa chiedono poi i militari? Da mettersi le mani sui capelli e basta. Altro non si può dire. Una cosa che mai vista. Ma in questo caso poi non tutti sono coperti da assicurazione. Infatti da piangere, chi non è coperto se lo mette da piangere. Ecco, quanto costa più o meno la fascia? Perché poi ogni macchina, ogni modello ha il suo, ma quanto costa sostituire un parabrezza, per esempio? Dipende dal tipo di parabrezza, dipende del tipo della macchina, sistema radar o no, non puoi fare un preventivo così, veloce. Però insomma sono delle belle batoste. Certo che sì, le ferie sono mangiate, di sicuro. E cosa i clienti che umore hanno? Immagino che... Immagina anche te, pessimo. quello che posso dirti. Pessimo. Ecco, queste le immagini. Poi, Betto, possiamo vedere anche la macchina che è parcheggiata qui in fondo. Se possiamo andare un po' velocemente, che così tocchiamo con mano quello che è successo ieri in questa zona. Quindi ci troviamo a Maser, come sai Francesca, l'area più battuta è stata quella di Pederobba, Cornuda, anche Vidor. Fra poco ci sposteremo a Vidor con Nicoletta Rizzetto, andremo anche nella zona del Montello tra Volpago e Crocetta, bombardata, letteralmente bombardata dalla grandine. È stata la zona del centro commerciale Crocetta, un centro commerciale molto noto sulla Feltrina, tra l'altro, e lì nessuna auto è stata risparmiata. Ecco, questo è il tettuccio della macchina, Betto. È andato in frantumi proprio il tetto della macchina, e qua entrerebbe acqua dappertutto. È una cosa a dir poco incredibile. Ecco, e voi adesso dovete operare senza sosta, dovrete lavorare per giorni e giorni, e come vi state organizzando proprio a livello interno? È un'organizzazione che
che è tutta da sperimentare, perché non è che siamo tanto pronti per questi tipi di eventi che non sono mai successi, diciamo. Le cose penso comunque saranno abbastanza lunghe sui tempi di riparazione, anche perché comunque la reperibilità dei ricambi è una cosa molto difficile. Diciamo che se tutti quanti una volta avevano 2 o 3 pezzi disponibili, adesso ce ne vorranno minimo 40 o 50. Quindi ci vorrà anche pazienza. Sì, molta pazienza. Sì. Allora, Francesca, questo lo spaccato che vi abbiamo mostrato, il nostro viaggio in questa alta marca ferita continuerà. Io per il momento ringrazio Davide Betto e Orlando Cavasin, titolari della BBC. A fra poco. Grazie Cristian, grazie a Nicoletta Rizzetto, grazie ai titolari di questa autofficina, perché ci hanno mostrato, le immagini parlano da sole, non c'è bisogno di tante parole per descrivere la violenza della grandinata. Tra l'altro se Simone Merlo può aiutarmi con altre immagini che arrivano da Padova, da una delle tante aziende che si occupano di sostituzione e riparazione di vetri. Ecco, queste sono le immagini che sono arrivate questa mattina della lunga fila non solo di auto ma anche di cittadini in attesa di poter riparare i vetri delle proprie auto. Ecco, vedete, in questo caso si è cercato di riparare alla meglio, tanto per spostare il mezzo. Eccole qui le persone in attesa di sbrigare quelle che sono le pratiche burocratiche per poter riparare per i più fortunati o addirittura sostituire i vetri delle auto danneggiate. Queste immagini che arrivano dal Padovano sono simili a quelle che si registrano in altre aziende di questo tipo un po' in tutto il Veneto. Naturalmente questa sera nei nostri telegiornali vi racconteremo quanto accaduto con la voce dei cittadini e delle istituzioni. Eccole qui le immagini. Allora abbiamo detto, siamo partiti dalla Riviera del Brenta, siamo passati alla Marca Trevigiana, adesso invece Valentina Visentin, dovremo averla in collegamento perché dopo la grandinata che si è abbattuta sulla cintura urbana di Padova ieri sera, la conta dei danni e gli interventi dei vigili del fuoco sono davvero elevatissimi. Facciamo il punto con Valentina Visentin insieme a Cristian Roque Allende. Buongiorno e buongiorno al tuo ospite, Valentina. Sì, buongiorno da Limena. Alle mie spalle vedete uno dei tanti interventi in corso dei vigili del fuoco in questa mattinata che segue la violente grandinate che si sono abbattute nella cintura urbana padovana e si sono concentrate soprattutto nella zona verso l'Alta Padovana. Siamo a Limena, questo è l'albero che è caduto ieri sera sbarrando completamente l'accesso alla zona industriale del comune. I vigili del fuoco sono al lavoro, stanno tagliando gli alberi per rimuovere poi la parte più consistente dell'albero che vedete è caduto su un rimorchio in sosta. Una cinquantina ancora gli interventi in fase di risoluzione dei vigili del fuoco spalmati sui comuni di Limena, Cadoneghe, Vidgonza, San Giorgio delle Pertiche e Campodarsico. Qui con me c'è Giodi Barichello, assessore alla viabilità e alla sicurezza del comune di Limena. Strada chiusa oggi, assessore, e si comincia la conta dei danni. Sì, strada chiusa da ieri sera perché dopo il temporale e la grandinata che hanno sostanzialmente trasformato Limena in un terreno, in una zona di guerra, abbiamo dovuto chiudere da ieri sera alle 9. L'albero è caduto sopra un camion, fortunatamente non c'erano gli occupanti e abbiamo dovuto transennare l'area. Ecco, tanti danni della grandine alle auto ma anche ai pannelli fotovoltaici di quest'area industriale, perché a Limena si concentrano molte aziende che hanno i pannelli fotovoltaici. Sì, nella zona industriale ma soprattutto nella zona residenziale, perché la zona industriale è stata colpita da vento forte e grandine più piccola, ma la zona residenziale ha avuto un fenomeno di grandine di queste dimensioni, quindi abbiamo visto le fotografie e stamattina in comune appunto c'è un pellegrinaggio di persone che vengono a chiedere appunto come comportarsi e appunto come stare anche attenti alle situazioni che ci sono di vetri rotti, lucernai rotti.
Anche lo stesso sindaco di Limena ha avuto parecchi danni alle auto. Sì, fra l'altro io e il sindaco abitiamo a 600 metri di distanza e la dimensione della grandine di casa mia era grande come delle ciliegie, quella di casa del sindaco come delle palle da baseball, quindi è stato veramente un qualcosa che si è scatenato su 10 minuti ma che è stato devastante. Diamo un'informazione di servizio ai cittadini. Chi ha riportato dei danni, come deve fare adesso? Chi ha riportato dei danni deve innanzitutto mettere in sicurezza l'area, se ci sono vetri rotti o ci sono alberi, contattare i vigili del fuoco e mettere in sicurezza l'area e poi in primis fare la conta dei danni e sentire un'assicurazione se ce l'ha. Grazie allora all'assessore Giodi Barichello. Con le immagini dei vigili del fuoco al lavoro qui nella zona industriale di Limena noi restituiamo la linea allo studio. Grazie Valentina, grazie all'assessore e continuiamo questo viaggio tra i danni del maltempo in Veneto. Ci spostiamo in provincia di Vicenza, a Tezze sul Brenta per l'esattezza, con un'altra violenta grandinata che ha interessato proprio l'area del Bassanese. Ci racconta tutto Sharon Di Carlo. Buongiorno Sharon. Sì, buongiorno a tutti. Siamo a Tezze sul Brenta perché è stata una delle zone più colpite nel Bassanese dalla grandinata di ieri sera. Tantissimi danni alle auto, alle case, ai campi coltivati e sono qui con Ivano Andreazza della Protezione Civile. Buongiorno. Buongiorno. Ci racconti cosa è successo ieri sera, quante chiamate avete ricevuto e quanti interventi avete fatto? Ok, ieri sera siamo stati allertati circa alle 20:45 dall'ufficio di protezione civile comunale. Portatisi qui nel magazzino, su richiesta dei pompieri abbiamo consegnato teloni per coprire le case e ci siamo adoperati per insaccare della situazione ha visto? La situazione era abbastanza, non dico drammatica, però i danni erano ingentissimi. Quanti interventi avete fatto? 20 più o meno, mi raccontava. Una ventina di interventi circa, collaborando con il gruppo dei vigili del fuoco. Soprattutto ai tetti delle abitazioni? Soprattutto ai tetti, il 99% sì. Cosa è successo? C'erano rotte appunto le tegole? Rotte tegole, rotte lucernari, luminarie. Queste sono le cose, insomma, soprattutto... Una grandine grande, mi diceva, mi raccontava. Una grandine grossa, veramente, tipo quasi in una noce pesca. Quasi un etto. Non lo so il peso, però... Sì, l'hanno pesato alcuni cittadini e ci hanno mandato delle foto, pezzi di grandine di quasi un etto, anche pericolosi. Certamente, perché se ti trovavi fuori, di certo... prenderla in testa non è una cosa buona. Quali sono soprattutto le zone maggiormente colpite? Le zone maggiormente colpite sono state la zona di Sacro Cuore a Belvedere di Tezze e a Campagnari, la zona dei Campagnari. Mi raccontava di una casa quasi completamente distrutta. Sì, il tetto di una casa soprattutto veramente non c'erano poche tegole sane e soprattutto in un altro posto una serie di casette a schiera veramente... il tetto da rifare completamente. E le persone come hanno reagito? Le persone non erano terrorizzate, diciamo, però naturalmente preoccupate per i danni che hanno ricevuto. Anche perché da un punto di vista economico sono ingenti. Certamente. Diciamo, da sperare che avessero un'assicurazione, diciamo, perché... Certo. Grazie alla Protezione Civile di Tezze sul Brenta, per il momento vi restituisco la linea. Grazie a Sharon Di Carlo, grazie alla Protezione Civile di Tezze sul Brenta. E a proposito di danni, l'azienda ospedaliera di Verona fa sapere che i tecnici sono al lavoro da questa mattina per individuare il guasto causato dal forte temporale della notte che ha danneggiato le linee telefoniche in entrata del SUEM 118. Il servizio di pronto intervento è comunque garantito perché le telefonate vengono girate dalle altre centrali operative di emergenza 112, 113 e 115. È stata allestita temporaneamente una linea telefonica alternativa a cui i cittadini possono chiamare 045 8
8205 991. Lo ripeto, 045 8205 991. Si tratta di un guasto alle due distinte centraline, mandando in tilt anche il sistema alternativo che solitamente scatta in questi casi. Questo è un elemento in più che descrive la portata di quanto accaduto nelle ultime ore in Veneto, ancora a causa del maltempo. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, ma poi continueremo a parlare di maltempo e non solo con i nostri ospiti. A tra poco. Rieccoci in diretta. Per chi si fosse collegato in ritardo, abbiamo parlato a lungo in tutta la prima mezz'ora dei danni del maltempo in Veneto. Abbiamo fatto una carrellata tra Riviera del Brenta, Marca Trevigiana, siamo stati nel Padovano, siamo stati nel Bassanese, ma continueremo nel corso di questa diretta a parlare, collegandoci, vedendo le immagini. Tra l'altro le immagini, vedete, guardate queste immagini che ci ha appena girato da Ilaria Marchiori, che era in diretta pochi minuti fa con il sindaco. Questo è un albero completamente sollevato dal vento. Questa è l'ennesima dimostrazione della violenza di quanto accaduto ieri, di questa ennesima ondata di maltempo. Ricorderete la settimana scorsa ancora danni anche nel capoluogo di Treviso. Allora faremo proprio la conta dei danni e il punto della situazione insieme al vice sindaco di Treviso, Alessandro Manera. Buongiorno, grazie per essere con noi, vice sindaco. Grazie a voi dell'invito. Allora, tra pochissimo dovremo collegarci anche con un rappresentante della Coldiretti per fare la conta dei danni in agricoltura, perché per quanto riguarda la Marca Trevigiana, ad esempio, colpite zone del Prosecco, ma in gran parte dei territori colpiti si registrano importanti conseguenze. Si parla di intere campagne devastate dalla grandine. Avete visto la portata dei chicchi di grandine. Ce l'abbiamo in collegamento, eccolo qui, Simone Rec, viticoltore di Monfumo, Coldiretti. Buongiorno, grazie per essere con noi. L'abbiamo strappata questa mattinata intensa di lavoro. Buongiorno Rec. Sì, buongiorno. Buongiorno. Lei sta facendo, è proprio all'esterno, perché sta facendo una serie di sopralluoghi per vedere quella che sono le conseguenze, per una prima conta dei danni. Che cosa ha potuto vedere in queste prime ore? Sì, io tutta la mattinata ho fatto il giro un po' di vari pezzamenti per capire l'entità dei danni. Danni che magari si vedranno meglio alle coltivazioni nei prossimi giorni, quando anche i frutti ammaccati, i vigneti ammaccati, diciamo, si manifesteranno in tutta quella che è la gravità del danno. Ci sono danni anche a strutture, anche a macchine, a macchinari, perché ieri appunto la grandinata è stata di una portata potente. Tant'è che in Triveneto nella sola giornata di ieri si parla di 52 grandinate nel corso della giornata di ieri. È interessante questo aspetto che alle volte viene tralasciato quando si parla di danni in agricoltura, i danni anche ai macchinari, perché abbiamo visto prima con i nostri inviati i danni alle auto dei cittadini, ma chiaramente se i macchinari vengono danneggiati è impossibile utilizzarli in questo momento. Sì, più che altro sono danni a strutture, soprattutto chi ha serre, chi ha strutture per i toppetti, sono le aziende che hanno subito i danni maggiori, oltre ai danni alle coltivazioni. Ecco, naturalmente è troppo presto in questo momento per fare una prima stima, capire a quanto potrebbe ammontare una cifra. Una cifra è difficile buttarla lì sul tavolo, Rec, vero? Sì, una cifra in questo momento è difficile da buttare giù, perché ci vorranno almeno un paio di giorni per avere una stima effettiva. Teniamo conto che parliamo appunto delle colture, sia soprattutto diciamo i vigneti, i frutteti, le orticole anche. Una volta danneggiati si rischia di perdere anche percentuali importanti del raccolto. Si è parlato, lo abbiamo visto, insomma, perché il nostro Cristiano Arboite sta facendo proprio un giro tra quei comuni, interessato per quanto riguarda la Marca Trevigiana, l'area del Prosecco anche, nuovamente interessata. Sì, l'area pedemontana, tutta la zona anche dell'Alto Piave, la grandinata veniva giù dal Bellunese, quindi nel tardo pomeriggio ha colpito quella zona lì. Invece le zone vicine al Bassanese sono quelle state colpite poi nella fase serale. Quali sono i raccolti che sono maggiormente a rischio in questa fase stagionale?
Chiaramente tutta la parte ortofrutticola della frutta e verdura di stagione che si va a raccogliere in queste settimane, perché anche sulla frutta a maturazione poi va buttata. Il vigneto, perché ricordiamo appunto che la viticoltura e il prosecco rappresentano una parte importante anche di indotto economico per il nostro territorio, e siamo vicini al momento di levagliatura, quindi quando il grappolo poi va a gonfiarsi e va ad assumere colore che poi ci porterà verso la vendemmia in un mese. Un'ultimissima domanda, poi la lascio proseguire nei suoi sopralluoghi. In questi casi si parla della necessità di assicurarsi. Sappiamo che è un tema molto tecnico, molto delicato per quanto riguarda gli imprenditori agricoli, ma di fronte a questi fenomeni che ormai non sono più delle eccezioni, ma stanno diventando ormai ricorrenti nelle nostre estati, probabilmente bisognerà riflettere su quello che è proprio il grande tema delle assicurazioni in agricoltura. Sì, certo, chiaramente in agricoltura anche attraverso la condifesa c'è la possibilità di avere delle assicurazioni agevolate per gli imprenditori agricoli. Chiaramente oggi tutte le aziende agricole, quelle che hanno anche una certa quantità produttiva, sono assicurate al raccolto, però non è sufficiente, perché in alcune situazioni si rischia poi di compromettere il raccolto anche per gli anni a venire. Grazie davvero a Simone Rech, la lasciamo a questa sua mattinata e magari torneremo ad aggiornarci tra qualche giorno per avere una conta dei danni un po' più precisa. Grazie davvero, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Vice Sindaco, ormai, lo ripeto, non possiamo più parlare di fatti sporadici, saltuari, ma ormai a causa dei cambiamenti climatici dovremo sempre più abituarci ad eventi così violenti. Sì, questo è un problema serio anche dal punto di vista assicurativo, perché se inizia a esserci una recrudescenza di questi fenomeni anno dopo anno, anche le assicurazioni tendono a salire di costo, e questo è perché non sono più elementi casuali, ma inizia ad esserci una periodicità anche molto strana, perché ormai praticamente ogni anno avviene una tempesta di questo tipo. Peraltro di solito è più spostata verso agosto, quest'anno anticipato. Ci ha fatto questo brutto regalo. Poi tra l'altro purtroppo non vogliamo essere pessimisti, però ci ha fatto questo brutto regalo adesso. C'è da dire che a Treviso c'è stato la settimana scorsa, ci sono stati danni importanti, 50 alberi, di cui anche molti secolari, quindi diciamo che hanno simboli anche della città in alcuni casi. Come quello, come il salice fuori dai Buranelli, oppure altre situazioni del genere, però anche alberi molto molto grandi, quindi fa capire anche la violenza di quello che è avvenuto. Sono andati giù. Probabilmente un altro centinaio dovremmo abbatterli, perché non sono sicuri, sono pericolanti, quindi so che molti cittadini mi chiameranno dicendomi: ma perché lo abbattete? Ecco, sappiate che adesso da qui a qualche settimana faremo le valutazioni, ed è chiaro, se l'albero è pericolante o se tende ad ammalarsi per i danni che ha subito, noi lo dobbiamo abbattere e lo sostituiremo 99,9% sulla stessa posizione dov'è. È chiaro che sarà un albero più piccolo, perché altrimenti non ci sarebbe attecchimento, però questo dobbiamo fare per l'incolumità pubblica. L'altro problema che con questo tipo di tempeste, perché sono quasi tempeste tropicali oserei dire, è il fatto che arrivano giù tantissime foglie in un periodo in cui gli alberi sono carichi di foglie, tendono ad ostruire tutti i tombini, quindi è stato fatto un lavoro enorme per pulire le caditoie, per evitare che, se, come poi è successo ieri sera, fosse tornato a piovere in quel modo, saremmo andati tutti sott'acqua. Quindi è un lavoro immane che anche noi come struttura organizzativa al Comune ormai praticamente ha rimosso la parte dello spargineve invernale, che quasi non avviene più per le temperature, e stiamo spostando il rischio emergenziale verso la parte estiva, cosa che in Italia, a Treviso, essendo un clima temperato, questo non avveniva. C'è da dire che io, nel pessimismo di essere chiamato alle 5 di mattina con questo disastro, voglio fare i complimenti a tutti i vigili del fuoco, alla protezione civile, anche a Contarina e tutti i loro mezzi che sono usciti e hanno cercato di rendere la città immediatamente percorribile, perché avere alberi in mezzo alla strada vuol dire poi alle 8 di mattina fare delle code infinite. Quindi io ringrazio veramente tutti. Considerate che alle 7 di mattina i vigili del fuoco avevano già fatto 130 interventi, cioè quindi solo a Treviso, una cosa incredibile, perché poi se cade un ramo o si spezza un ramo in mezzo alla strada non è che è diverso da togliere un albero, cioè non è il giardino di casa, quindi questo. E poi c'è il rischio di caduta magari qualche ora dopo, quindi l'incolumità pubblica. Ecco, questo
Per fortuna nella sfortuna è venuto di notte, perché chiediamoci, se fosse venuto alle 10 di mattina o in un giorno di mercato, certo. Pensate alle auto che ci sono in movimento, ecco, nella sfortuna è venuto molto presto la notte. Quindi indicativamente sono 150 gli alberi che, o perché caduti o perché andranno abbattuti per le varie ragioni che lei ci ha elencato, andranno sostituiti. Avete già un piano di sostituzione, interventi, tempistiche, costi? Perché insomma poi è da ridisegnare un po' tutto. Allora, le tempistiche, e chiaramente là nasce sempre la polemica, lo tiriamo giù adesso e poi la piantumazione inizia da novembre, dipende dalla temperatura chiaramente, da novembre fino a marzo, anche lì dipende se non arriva il caldo troppo presto. Però ecco, sui costi stiamo facendo le valutazioni, abbiamo avuto i costi e abbiamo i costi di abbattimento attuali e poi dobbiamo cercare sul mercato, specialmente per gli alberi posizionati in certi punti, vogliamo sostituirli con alberi uguali, dovremo andare sul mercato e chiedere ai vari vivaisti quant'è il costo di una pianta, non dico a pronto effetto, cioè già grande, però abbastanza grande, perché non è che possiamo mettere piantine forestali aspettando 40 anni per rivederle. E guardate, è un problema questo, perché sta cambiando completamente la dinamica di queste condizioni, cioè, perché poi alternato a questo ci sono stati altri 4 giorni di un caldo torrido, cioè questa è anche un'altra cosa incredibile, non è che dopo ha piovuto e si è stemperato il clima, no, un caldo torrido, quindi piante in sofferenza per il caldo e poi di nuovo una tempesta, cioè sono situazioni veramente su cui dobbiamo riflettere, la politica, l'amministrazione nazionale, l'Europa, ma deve riflettere, perché ormai i cambiamenti climatici sono qui, non è più un allarmismo in divenire, ogni anno vengono 2 o 3 di questi fenomeni che sono terrificanti. È interessante quello che ha detto, non dovremo più concentrarci troppo sul spargisale, i mezzi per la neve in inverno, ma spostare anche quello che poi sono le voci di bilancio, immagino, tutta la politica, quindi andrà ridisegnata anche quella che è un po' la politica delle amministrazioni alla luce di quello che sta accadendo. Certo, un altro fenomeno legato a questo è anche il ridisegnare dal punto di vista urbanistico, perché quello che potevano essere degli scoli d'acqua che determinavano una sicurezza perché pioveva, non so, per una settimana tot volume all'ora, adesso in pochissime ore piove quello che dovrebbe piovere in un mese. Però chiaramente gli scarichi hanno quelle dimensioni. Poi cosa succede? Essendoci un periodo poi di forte siccità, l'acqua che tu hai disperso non riesci a recuperarla. Quindi abbiamo pensato di ridisegnare anche tutto quello che saranno gli edifici nel futuro in cui avranno dei recuperi d'acqua. Quindi alle grondaie non sarà più come una volta va a disperdersi perché tanto acqua ce n'era, no? Dovremmo andare a recuperare quell'acqua in bacini di laminazione interni alle abitazioni per essere recuperate per dare da bere ai giardini, perché altrimenti per assurdo poi abbiamo momenti in cui dobbiamo razionare l'acqua per le situazioni di estrema siccità. Cioè sta cambiando completamente in un paradosso peraltro assurdo. Quindi abbiamo piante in forte sofferenza per il caldo e poi piante in forte sofferenza per queste tempeste che anche per la velocità del vento siamo arrivati a praticamente 100 all'ora sulle mura di Treviso. Cioè se c'è grandine a quelle dimensioni, poi vento a 100 all'ora, poi pioggia, potete immaginare le piante cosa subiscono. Il costo di questi interventi? Adesso siamo ancora in fase valutativa, ma saranno lacrime. Stiamo ancora vedendo, perché chiaramente dobbiamo calcolare tutte le ore che si è lavorato fuori, diciamo, dell'ordinario e ce lo fattureranno. Chiaro che noi abbiamo anche coperture assicurative, quindi andremo anche a incidere lì, cioè adesso partiranno i periti, però a me più che vedere poi la linea di chi pagherà cosa è dire come riusciremo a gestire queste cose che ormai sono normali in un futuro. Perché ripeto, se avveniva quella tempesta non all'1:30 di notte o alle 2 di notte, ma avveniva alle 10 di mattina, magari in un periodo scolastico, guardate che era un problema vero, perché gli alberi poi quando vanno giù non è che guardano su chi arrivano e che macchina sta arrivando, e poi quando a quella velocità di vento e con quella grandine tu ti fermi in mezzo alla strada perché non riesci più ad andare avanti a 100 all'ora con la grandine, tu non vai più avanti. Quindi io, più che preoccuparmi per i soldi, che sono sicuramente importanti, e il nostro assessore al bilancio ci fa sempre. Io parlerei di sicurezza idraulica, sicurezza termica, sul fatto che abbiamo questi periodi di 3-4 mesi in cui non piove, fa un caldo incredibile, e poi di famoso rischio idrogeologico che si usa molto, ma che noi a Treviso abbiamo, fra virgolette, confinato anche dal punto di vista naturale, perché il Sile non è un fiume che tende a esondare. Cioè, il Sile è proprio come i trevigiani, non va né mai troppo giù né mai troppo su, è molto placido. Per fortuna, perché se avessimo un fiume molto diverso che attraversa la città,
rispetto ai canali che ha sarebbe una problematica molto più seria. Ecco, lei parlava di ridisegnare anche quelli che saranno le prossime abitazioni, quindi pensare delle vasche di raccolta. E in tal senso, come il Comune cosa può fare in questo caso? Qui subentrano delle norme nazionali su dare incentivi a chi realizza questi mini bacini di laminazione. Però se ci pensiamo, chiunque di noi adesso gira per una città vede che tutti fanno i tetti piatti. Cioè, una volta non è che erano stupidi che facevano i tetti a coppo, come diceva mio nonno, perché c'era la neve, pioveva tantissimo. Quindi il fatto che l'urbanistica si sia già ridisegnata con tetti piatti, che era tipico, se ci pensiamo, di latitudini molto più a sud, dove normalmente facevi il tetto piatto, perché non piovendo mai così tanto, non c'era la neve, il peso della neve strutturale non era così elevato. Sono quasi scomparsi i tetti a coppo. E questo è un cambio visibile che ti fa capire come è cambiato il clima. È chiaro che il clima non cambia in 2 anni, 3 anni, magari ci mette 15 anni, 20 anni, ma un'amministrazione deve guardare da qua ad avanti. Noi lo abbiamo fatto nel primo mandato, lo stiamo facendo in questo, perché il bacino di laminazione, e lo dico anche con un po' di spirito di polemica, a San Lazzaro, adesso si è visto a cosa serve. Ci è dispiaciuto tirare giù quei 200 alberi, figurarsi a me se non è dispiaciuto, però guardate a cosa è servito un bacino di eliminazione a San Lazzaro per tutti i quartieri sud. Quindi a volte i cittadini devono anche un po' fidarsi delle amministrazioni, perché lo fanno, essendo noi anche cittadini, sempre con una mano sul cuore e sempre guardando avanti. Per chiudere questo discorso maltempo, ma non per chiuderlo definitivamente, perché avremo tra poco altri collegamenti dalla nostra regione, come pensate di affrontare questo tema da qui ai prossimi anni? Cioè, quali saranno le voci che andranno messe in primo piano nelle vostre scelte future, anche parlando proprio poi di soldi, di bilancio, quindi? Beh, allora da una parte si sta già investendo molto, e i cittadini lo vedevano l'estate scorsa in città. I lavori pubblici hanno lavorato molto sul pulire i canali, perché più tu pulisci i canali, più in caso di acquazzoni forti i canali tendono a drenare, perché basta che un canale abbia un salto d'acqua, cioè che abbia un punto dove si è accumulata sporcizia, che poi sono i rifiuti che noi mandiamo fuori, in una certa direzione, più il salto d'acqua è elevato, più si creano problemi eventualmente su certi canali di esondazione. Secondo, noi abbiamo programmato, e lo continuiamo a fare, un piano di pulizia delle caditoie, che vorrei sottolineare. I cittadini spesso mi dicono: ma sono 7.000 a Treviso, solo di proprietà del comune. Cioè fare tutto il giro. Quest'anno i quartieri sud, che sono quelli più sotto pericolo per la loro posizione, sono state pulite 2 volte. E quindi noi dobbiamo sistematizzare questo, cioè ogni tot tempo dobbiamo continuare. Pensate, le caditoie una volta si facevano ogni 3 anni, 4 anni, 5 anni la pulizia, forse anche di più in certi punti. Adesso, ormai che le abbiamo praticamente mappate tutte, vanno fatte dai 2 anni all'anno. È un costo che noi dobbiamo metterci via, non possiamo più resistere a questo, perché non avvengono queste acquazzoni nel periodo invernale. Quindi quando avvengono, le foglie vanno giù a quella velocità, noi dobbiamo essere pronti a reagire. Cioè, ho visto delle immagini, dovete pensare, quando quella grandine arriva giù, è del ghiaccio che tappa tutto. Se tu non hai sistemi di scolo molto veloci per una questione idraulica, tu fai dei laghi. E per questo è stato importante giovedì scorso che 8 spazzatrici di Contarina, in questo caso, siano uscite dalle 5 di mattina per pulire tutto, per evitare che in caso di altro acquazzone sarebbe successo peggio, perché sarebbero formati dei laghi enormi. Quindi veramente noi stiamo sistematizzando quello che è una cosa che era un'emergenza, che è diventato l'ordinario. Noi dobbiamo essere pronti che in caso avvengano situazioni come queste, schiacciare un tasto, e la protezione civile, che peraltro sono bravissimi, i vigili del fuoco, che sono bravissimi, Contarina o chi fa servizi aggiunti, e sono bravissimi, escano e si coordinino molto velocemente per limitare al massimo i danni. E questo dunque insomma è il punto per quanto riguarda la situazione oggi, ma anche in futuro, alla luce di questi cambiamenti climatici, di questi fenomeni atmosferici così violenti che si stanno verificando anche nei nostri territori. Cambiamo pagina, vice sindaco. È un'estate di cantieri in città, cantiere alla stazione, si sta rifacendo il porfido in Corso del Popolo, c'è qualche malumore come sempre succede, però insomma sono interventi doverosi che poi, ricordiamo, vengono pianificati, e quindi bisogna anche poi rifarsi a quelle che sono le tempistiche di chi interviene sul posto. Allora, 2 cose. Allora,
anni fa c'era sempre la polemica perché venivano fatti questi lavori con le scuole. Noi cerchiamo di farli nel periodo più prossimo alle vacanze e quando non ci sono le scuole, perché le scuole chiaramente ogni mattina tantissima gente che si muove da una direzione all'altra, quindi cerchiamo di farli. Abbiamo dato un tempo di avviso congruo, teniamo conto che noi facciamo delle gare, quindi secondo me i lavori pubblici hanno fatto benissimo a farlo in questo momento. Peraltro questo argomento si sposa con quello che abbiamo detto prima, perché se noi non facciamo le fognature e le reti di acque bianche, come possiamo pensare poi di essere così veloci nel far defluire l'acqua all'esterno? Perché molto di quello sporco che dicevo sui canali sono le vasche IMOF delle nostre case, della città di Treviso, che scaricano sul Sile. Siamo partiti che avevamo il 27% di fognatura, siamo ormai al 60%, vogliamo arrivare all'80%, ma questo è anche un modo di tenere i canali puliti. E quindi il capitolo precedente, quando fare i lavori? Quando l'afflusso alla città è minore possibile. Cioè io mi ricordo qualche anno fa, non vorrei far polemiche, qualcuno aveva pensato bene di fare sti lavori a Natale, cioè che voleva dire nel periodo dello shopping. Noi l'abbiamo fatto nel momento più complesso. Teniamo conto che è una cosa, fare sti lavori a 40 gradi per chi fa i lavori, adesso, perché siamo tutti bravi, ma chiaro, sono delle aziende, sono pagate, però le persone sono persone. Sono degli esseri umani comunque. Cioè, no, sono degli esseri umani comunque. Ma stare sotto un caldo così, quindi non è che sono tutti erano più contenti di farli a marzo, certo, o a ottobre, ma è stato fatto in questo momento per limitare il danno di mobilità, quindi secondo me hanno fatto benissimo. Qualche polemica c'è sempre, noi ci scusiamo anche se diciamo lo stiamo facendo, non dico il cartello stiamo lavorando per voi, stiamo lavorando per noi e per quelli dopo di noi, perché se non facciamo le fognature, se non facciamo i collegamenti, se non facciamo i sottoservizi, quale città vogliamo essere? Tra l'altro lavori che non fermano i turisti, perché insomma girando per Treviso anche nei giorni di maggior calura non c'erano i trevigiani ma c'erano tanti turisti in giro per la nostra città, e questa è l'ennesima conferma di quella che è la vocazione del capoluogo della Marca. Sì, e di quanto bene funziona l'aeroporto però anche, perché io qui in questo studio dissi a un amico però di un altro partito politico, dissi guarda che i turisti per la maggior parte non arrivano in carovana, arrivano con l'aereo. Quindi avere un aeroporto funzionale, che sarà migliorato, lo sappiamo, la passerella, tutto, dà questo tipo di soluzione. Cioè noi abbiamo investito tanto sulla promozione anche aeroportuale e adesso ne vediamo i frutti, perché avere così tanti turisti noi ci rende felice, poi ci rende una città internazionale. Magari abbiamo ancora qualche lacuna noi tutti, perché come città magari non ci aspettavamo neanche così tante, però io so che i B&B sono felicissimi. Gli alberghi vanno bene, insomma, quindi i ristoratori sono contenti. È bello, peraltro ogni tanto ho sentito qualcuno, perché non tutti i nostri ristoratori parlano inglese, comunque ci riusciamo a far capire. Quella è la cosa, cioè uno potrebbe dire quando vai all'estero ti parlano bene l'inglese, ma a me piace anche così, io pur parlandolo l'inglese, a me piace anche, insomma, anche i turisti devono capire un po' cosa vuol dire spritz, bagno, caffè, cioè è anche un po' bello essere trevigiani. Fa parte del contesto in cui si viene, la città che si viene a visitare, insomma città che si riempie di turisti ma che si svuota dei negozi storici. Le faccio vedere con l'aiuto di Simone Merlo e Alberto Piovesani in regia questo servizio che abbiamo fatto ieri, poi lo commentiamo insieme sui negozi insomma, che caratterizzavano il centro di Treviso, che chiudono. Vediamo, poi lo commentiamo insieme, Vice Sindaco. L'unica a dire è che mi dispiace e basta, non si può dire sulle altre persone perché loro sanno casa sua cosa c'è, cosa non c'è. L'ultimo ad abbassare le serrande in centro è la storica ferramenta Bellieni. Ultimo giorno di lavoro sabato scorso, era aperta dal 1983. Il prossimo a chiudere sarà il bar al municipio. Hermes, gestore tra i più amati e riservati del centro storico, lascia a 67 anni per godersi la pensione, con la promessa di affiancare chi prenderà il timone dello storico locale all'ombra di Cassugana. 25 metri quadrati per 750 euro di bolletta della luce, l'ultima quando ancora il condizionatore non era acceso. Tempi duri anche per le storiche botteghe del centro. Chi resiste mette in campo esperienza e passione in una città che raccontano non essere più la stessa da anni, tra affitti molto alti, rincari e numero di residenti che si è dimezzato. 1897 che l'attività è di famiglia e sono la quarta generazione. È la passione sostanzialmente che oggigiorno è l'unica cosa che ti porta avanti, che porta avanti queste attività, e la ricerca sempre di qualche prodotto che
che sia un po' innovativo pur rimanendo nella tradizione della nostra attività. Io sono la quinta, più 2 generazioni di un'altra famiglia che c'era prima di noi, quindi superiamo i 200 anni. Io ogni tanto ci penso, ma chi me l'ha fatto fare? Mutui, spese, Covid, il calo di lavoro, poca gente che abita in centro, quindi meno affluenza di clienti. Tante volte dici che me l'ha fatto fare, eppure continuo perché c'è la voglia di portare avanti qualcosa che ce l'hai dentro nel cuore, insomma. Non è che le cose vadano benissimo, specialmente in certi momenti e in certe fine settimana che non sono più quelli di una volta, ma per fortuna c'è finalmente il supporto del turismo. Se un giorno mettiamo non dovessi farcela toccando ferro, verrà fuori l'articolo, 2 o 3 giorni, così se ne parlerà, poi finisce tutto. Purtroppo questa è la realtà. Io mi auguro che i pochi che ci sono ancora tengano botta e che anche perché rappresentiamo il passato di Treviso, che è stato sempre un passato eccezionalmente bello. Io mi auguro di continuare finché la salute mi assiste. Non sono semplici negozi, semplici botteghe, rappresentano molto di più per i trevigiani e per la città di Treviso. Sì, mi dispiace peraltro, in quella ferramenta ho comprato il mio primo cacciavite per smontare il ciao, quindi tornavo da scuola. Ci sono storie di vita che sono poi associate. Mi sono ricordato di questa cosa. Cioè, guardate, purtroppo ci sono tutta una serie di condizioni di cui l'amministrazione dipende fin là, perché poi è brutto dirlo, anche è un mercato che è cambiato completamente, perché con l'e-commerce probabilmente una volta il calciavite allo stesso prezzo me lo sarei fatto arrivare a casa, della stessa marca, quindi cioè, è un problema atavico di tutti i centri storici. Cambierà un po' il mercato all'interno dei centri storici. Guardate, io da trevigiano, cioè, vedere Vasconeto, vedere Hermes, io e il sindaco ci incateneremo davanti, però è un mondo che sta cambiando, è difficile anche fermarlo, perché ripeto, l'e-commerce, specialmente dopo la pandemia, ha preso una fetta di mercato che una volta prendeva solo determinati prodotti, ormai prende prodotti anche della vendita al dettaglio. Per prendere un set di cacciaviti lo ordini, ti arriva a casa all'ora che vuoi, spendi esattamente o quasi esattamente. È chiaro che a me piaceva di più andare là a chiedergli qual è, non faccio marche, però... Perché poi viene a mancare il rapporto, l'e-commerce ti toglie il rapporto umano, il saluto, la battuta. E soprattutto non è che posso imparare a smontare il ciao da un tutorial, onestamente, mi ci vuole uno mi dica sta attento qua, sta attento là. E a me dispiace a morire, però ripeto, l'amministrazione fa di tutto, abbiamo fatto anche per molti anni, anche dopo la pandemia, molti incentivi, abbiamo reso gratuito per lunghi periodi di tempo, anche dopo la pandemia, i parcheggi per favorire questo, però poi c'è anche un limite in cui purtroppo l'amministrazione, per quanto noi facciamo di tutto fino a perché ripeto, sono storie di vita anche nostre, cioè non è che noi abitiamo in un'altra dimensione, ci siamo vissute con tutte queste persone, cioè vedere Vasconeto, cioè mia nonna mi diceva vado da Vasconeto sempre, vado a prendere i lacci a Vasconeto, cioè, però ripeto, è una dinamica di un mercato che tu fin là puoi fermare, fino a lì puoi fermare, e il fatto che pian piano, anche per dimensioni delle auto, anche per il grado di inquinamento che l'Unione Europea ci sanziona ogni volta e vogliono che le auto stiano fuori dai centri storici e avanti, chiaramente qualche negozio di questi ha sofferto di questa situazione. Togliere negozi significa però togliere vitalità ad un centro storico, togliere poi la residenzialità sulla quale invece si punta. Cioè avere solo turisti in un centro storico non è tale. No, allora ci sono 2 fattori. Primo, secondo me, io ne ho discusso con più di qualcuno, fra un po' noi inizieremo a avere residenti anche turisti. Cioè degli stranieri di certi paesi che decideranno di trasferirsi a Treviso. Questa sarà la nuova evoluzione, cioè un pensionato tedesco decide di venire a Treviso, perché a parte è il più bel posto del mondo secondo me. E poi perché hanno un potere di acquisto se vieni da Svezia, Danimarca, da questi paesi qua, di pensione rispetto a noi importante. Questo vorrà dire che ancora di più l'aeroporto dimostrerà la sua importanza. Questo, guardate, sarà... prima c'è stata la transumanza verso Lanzarote, verso la Spagna, però noi come centro storico abbiamo molte caratteristiche di questo. È chiaro che ci saranno negozi diversi probabilmente. Ci sono sempre più bar, per esempio, io vedo sempre più bar, questi plateati si sono serviti, e poi nasce un equilibrio complesso, perché noi diciamo sempre vogliamo tanta gente in centro, specialmente giovane, però la gente giovane la sera vuole stare anche fuori, allora nascono i problemi con i residenti che non vogliono sentire rumore,
Cioè amministrare sei sempre in quell'equilibrio fragile in cui non puoi fermare il mondo, però è difficile capire qual è il mondo che prevale, perché se c'è un bar col plateatico fuori, non puoi dire a uno di 25, anche a me, cioè non puoi dire a un certo punto alle 10:30 guarda devi andare a casa, perché allora non avrai un centro popolato da giovani. Però dall'altra parte, allora se un centro popolato ha persone anziane, i servizi sono di un altro tipo. Cioè è molto complesso questo equilibrio ed è difficile da tenerlo in piedi. Difficile anche gestire poi in ottica futuro. Noi ci fermiamo, abbiamo la pubblicità, poi continueremo a parlare con il vice sindaco Manera e torneremo a parlare anche di maltempo e ci collegheremo con la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Berton per parlare proprio dell'ondata di maltempo che ha interessato le montagne bellunesi. A tra poco. Rieccoci in diretta insieme al vice sindaco di Treviso Alessandro Manera, ma adesso saluto subito, la ringrazio per essere con noi, Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti. Ben ritrovata Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Presidente, abbiamo parlato a lungo di maltempo e non posso non iniziare questa chiacchierata con lei parlando dell'ondata di maltempo che ha interessato anche il bellunese. Lei nelle scorse ore ha ringraziato chi è intervenuto prontamente per risolvere la situazione e ha chiesto poi degli interventi immediati sul modello Vaia per cercare di riparare questa ennesima ferita per la montagna veneta. Sì, per la montagna poi è sempre più difficile, mi permetto di dire. Io sposo in pieno l'intervento che ha fatto il vice sindaco Manera. Stesse problematiche, stesse necessità con quello che in montagna sicuramente diventano ancora più difficili. È stato un pomeriggio drammatico e anche qui siamo stati fortunati probabilmente per l'orario, perché fosse avvenuto in orario diciamo quotidiano, quando le persone si muovono, le aziende aprono e chiudono, penso che avremmo avuto problemi che vanno oltre quelli degli alberi, della natura e dello scoperchiamento di parecchie case e fabbriche, specialmente nella zona di Santo Stefano e di Campolongo. La gente è spaventata, giustamente spaventata, perché oramai non è più 1 o 2 volte all'anno, inizia a essere, almeno nelle ultime settimane, 1 o 2 volte alla settimana, perché questi ultimi sono stati più importanti, però questo tempo che di sera come dire, arriva e ci fa preoccupare, ci spaventa, negli ultimi 15 giorni l'abbiamo visto diverse volte. Io ringrazio il Presidente della Regione Luca Zaia perché è stato molto tempestivo nel chiedere lo stato di emergenza. Noi però, siccome ci sono molte ferite aperte, c'è stato il Vaia, ma non è che noi abbiamo ancora superato il Vaia. Noi abbiamo bisogno assolutamente in montagna di interventi concreti e di interventi veloci. Non possiamo aspettare, perché lo stesso problema del Vaia adesso si va ad accavalare ad altri problemi che si sono creati in questi giorni e la popolazione obiettivamente è veramente stanca. E la tempestività degli interventi serve soprattutto su una montagna che è fragile, che è molto fragile, e questo lo sappiamo. Poi, prego, Presidente. Noi come Confindustria abbiamo chiesto anche, allora, a 360 gradi dobbiamo, allora, innanzitutto smettere di negare o di pensare che questi cambiamenti sono, come dire, qualcosa che arriverà più in là, perché sono qui e sono oggi. Noi nel maggio scorso, ma voi lo sapete bene, abbiamo lanciato una task force, perché abbiamo invitato sul nostro territorio esperti del clima e della montagna a livello nazionale ed europeo, e dobbiamo fare di tutto, e questo lo abbiamo capito, per prevenire e ridurre i rischi del mutamento climatico, che, come abbiamo detto, è già in corso. Guardiamo cosa è accaduto in Emilia-Romagna. Per cui è vero che servono tanti soldi, bisogna trovarli, bisogna usarli subito, perché poi altrimenti li andremo a spendere in modo diverso, in modo sicuramente più sbagliato, perché andare poi a recuperare questi danni sicuramente è molto più costoso che prevenirlo.
Quindi Presidente, non solo interventi nell'immediato chiaramente per far fronte all'emergenza, ma poi bisogna ragionare nel lungo termine. Da qui quello che lei chiede da sempre, da quando noi ci incontriamo, è quello di interventi ad hoc per la montagna. Beh, la montagna ha bisogno più di qualunque altra zona di interventi ad hoc. Questo è chiaro, perché è molto più fragile e forse, anzi sicuramente è anche molto più difficile intervenire, per cui noi li dobbiamo prevenire, perché abbiamo visto con il Vaia che intere nostre montagne sono ancora lì, sono, come dire, ancora mortificate, e lo vedremo per anni, perché è difficilissimo poter arrivare e pulire dappertutto, e quello è un guaio, perché quando ci saranno altre catastrofi sopra il Vaia sarà ancora più difficile, perché tutto quello che è ancora rimasto a terra bloccherà e creerà ancora più danni nel nostro territorio. Presidente, c'è un tema che in qualche modo si aggancia a questo ragionamento, che è quel grande tema delle infrastrutture. Inutile dire che se pensiamo al grande traguardo delle Olimpiadi, quello delle infrastrutture è un tema che va affrontato subito, forse si è già in ritardo, ma poi con un'ottica futura. È un tema che va affrontato subito. Io dico sempre, per fortuna che sono state assegnate le Olimpiadi, perché forse non saremmo nemmeno qui a parlare di viabilità per la provincia di Belluno, per cui benedette le Olimpiadi. E certo sappiamo che non ci saranno tutte quelle che noi desideravamo, alcune saranno in ritardo, però è un buon inizio. E io ringrazio anche il ministro Salvini e Luca Zaia, che hanno aperto la possibilità di parlare di un prolungamento a nord, perché tutto questo aiuterebbe non solo la provincia di Belluno ma l'intero Veneto, e questo è un dato di fatto, numeri a mano. C'è bisogno di un coinvolgimento anche a livello europeo, Presidente, chiamando in causa gli europarlamentari, perché ci sia un ragionamento a 360 gradi nella nostra regione, che non si concentri solo sul bellunese, ma che veda il bellunese punto focale di una infrastruttura regionale che guardi poi anche ai paesi confinanti. Guardi, io ieri ero in consiglio di presidenza della Confindustria Veneto e c'era l'assessore Mercato. E all'assessore Mercato ho detto chiaro e tondo: guardate, gli ho detto, io capisco che la provincia di Belluno non fa gola ai politici, o perlomeno non più di tanto, e il motivo lo conosciamo, però noi bellunesi, che siamo veneti nel cuore e nell'anima, vogliamo avere i nostri politici veneti che si preoccupino della nostra montagna. Deve partire da qui, perché abbiamo chiesto a Roma la legge per la montagna, è già in Parlamento, è già lì, ma non va avanti, è bloccata, non si sa quando arriva, ci ha detto di sì. Ecco, noi abbiamo bisogno di avere i nostri politici veneti, ma io dico anche i sindaci tutti, perché quello che ha raccontato il vice sindaco di Treviso lo potrebbe raccontare la stessa storia il sindaco di Belluno. Per cui noi non dobbiamo più parlare della mia città è la più bella, la tua città è la più bella, perché guardate, l'altra sera qualcuno ha detto sì, renditi conto che poi si può andare a Venezia a bere un caffè. Guardate che non c'è paese del Veneto o cittadina del Veneto dove non sia strepitoso, meraviglioso sedersi in un bar ad andare a bere un caffè. Questo vale per Treviso, vale per Belluno, vale per Verona, che è stupenda, vale per tutte le nostre città. Per cui dobbiamo, almeno nel Veneto, parlare più spesso di Veneto e meno di Treviso, Verona, Vicenza, Venezia, perché anche tutto questo turismo che abbiamo a Venezia è deleterio per Venezia. Lo dobbiamo trasferire in Veneto. E poi vi do altri numeri. Da una recentissima ricerca fatta sugli americani che sono stati in Italia gli ultimi 60 giorni, la risposta è mai più in Italia luglio ed agosto. E io dico magari, perché finalmente li portiamo in Italia da gennaio a dicembre, perché noi siamo in grado di dare cultura, servizi, cucina, moda, manifattura, bellissimi territori, 12 mesi all'anno. Questo è il nostro vero errore. Noi dobbiamo essere trasversali durante l'anno
E per la provincia di Belluno me ne prendo la responsabilità, perché quando a Cortina non trovi un albergo aperto il mese di maggio, è gravissimo, è gravissimo. E i B&B sono belli, ma devono anche essere loro regolamentati. Cioè dobbiamo veramente mettere le mani al nostro Veneto in modo importante, perché qui abbiamo le risorse, la bellezza, perché tra il mare e la montagna abbiamo tutto, le città, perché a mio avviso non invidiamo niente a nessuno. Verona non invidia niente a Roma, Venezia ancora di meno, Treviso, cioè quando tu vai a Treviso non hai bisogno di andare a altri posti. Mi permetto di dire Belluno, Cortina, la nostra montagna, le 3 cime, cioè abbiamo tutto quello che probabilmente gli altri vorrebbero avere. Allora io chiedo, come abbiamo chiesto in Confindustria, di lavorare tutti insieme. Io penso che anche i sindaci, gli assessori devono lavorare per tutti i territori del Veneto senza trascurarne uno. Ecco, forse quello più trascurato sappiamo tutti che è la provincia di Belluno. Ma che cosa va fatto, Presidente, per questo cambio di rotta? Che cosa manca perché davvero ci sia questa attenzione? Lei ha toccato 2 punti molto importanti, un turismo annuale che copra tutto l'anno, non solo l'estate, non solo l'inverno per quanto riguarda ad esempio la montagna, e poi questa collaborazione, cioè non si devono conoscere confini provinciali. Che cosa manca? Purtroppo cosa manca? Che ognuno guarda nel proprio orto, perché dal proprio orto viene il consenso. È sbagliato, perché il consenso deve essere il consenso del sindaco. Il sindaco di Treviso, per esempio, ha il consenso della presidente di Confindustria Belluno, perché è un sindaco che mi piace, che vedo che lavora. Lo stesso vale per altre persone, per cui perché io non devo, o perché il sindaco di Treviso non deve venire a Belluno e condividere le sue esperienze e le sue capacità e trasferirle, e viceversa. Perché spesso siamo come nelle fabbriche, no? Noi progettiamo un occhiale, io faccio occhiali, e poi guai che qualcuno lo veda perché me lo copia. Ecco, questo è il più grande errore che il Veneto può fare e che sta facendo sotto certi aspetti. Perché il Veneto, come dire, è unico, e se ci aiutiamo tra di noi nelle province, vi assicuro che c'è valore aggiunto per tutti. Anche perché ci tengo a dire al vice sindaco lì presente che la montagna nei prossimi anni con queste temperature sarà molto molto apprezzata. C'è già la corsa agli acquisti delle case in montagna, ma anche qui dobbiamo gestirle. Non possono essere famiglie che vengono su solamente i 15 giorni di Natale o i 15 giorni di Pasqua, oppure speriamo di no, che non arrivi mai più un'altra pandemia. Sono case che le dobbiamo far vivere. Non estendiamo questo invito al vice sindaco, Presidente, non bisogna, diceva il Presidente Bertone, vice sindaco, guardare il proprio orticello, ma ragionare in chiave regionale, perché non abbiamo nulla da invidiare a nessuno, anzi. Beh, questo è certo. Intanto saluto la dottoressa e la ringrazio. Peraltro ha nominato il sindaco di Treviso, che è presidente di ANCI Veneto, quindi lui apprezza chiaramente, oltre alla nostra città, Mario è anche, di cui peraltro oggi è il compleanno, quindi facciamogli auguri. È vero, auguri al sindaco Conte. Quindi se non lui, chi può esportare pratiche? Perché il presidente di ANCI ha proprio quella funzione di essere trasversale tra piccoli e grandi comuni. Dico 2 cose, quello che dicevo io prima per Treviso, per voi in una situazione analoga è anche peggio, perché voi avete anche l'isolamento territoriale dei piccoli comuni, quindi quando vengono questi fatti voi avete anche quella problematica che chiaramente Treviso non ha, perché non è che si può isolare un quartiere rispetto a un altro, o i comuni sono quasi tutti contermini, quindi voi avete sicuramente una problematica molto più importante. Se isola una strada vuol dire per voi un comune viene isolato anche dal punto di vista di servizi, emergenze sanitarie, anziani che possono avere dei problemi, quindi me ne rendo conto. Dobbiamo fare una riflessione? Beh certo, per fortuna abbiamo il Presidente Zaia da questo punto di vista, che ha sempre parlato di Veneto e ha fatto sentire poco la sua trevigianità, cioè ha sempre parlato di Veneto come un territorio diffuso. È semplice? No, lo sappiamo, perché bisogna anche dircelo, perché poi è chiaro che quando uno viene eletto in un territorio fa difficoltà, ma fa difficoltà anche a capire le esigenze degli altri territori, perché tante volte io sono stato a Belluno
per la Dunata Triveneta, no? Quindi era un po' che non venivo a Belluno onestamente, perché passo, vado a sciare e non mi fermo quasi mai a Belluno, e ho riapprezzato Belluno anche in un periodo caldo come non lo vedevo da tanto, quindi effettivamente anche un po', tante volte anche pigrizia è il tempo che non ti consente di andare nelle città, però ecco, io apprezzo quello che ha detto, sicuramente l'esportazione di pratica è importante, chiaramente è declinata in un territorio diverso, perché l'allarme caldo a Treviso è diverso dall'allarme caldo a Belluno. Ci sono tanti miei amici, adesso mi mandano le foto, che sono in montagna e mi scrivono guarda qua, 16, 17, 18 gradi, mentre a Treviso ce ne sono 35, no? Quindi dobbiamo esportare queste pratiche? Sì. Per il lavoro che lei fa è molto importante, perché le aziende di solito hanno un tessuto connettivo importante, perché molte delle aziende peraltro hanno stabilimenti su punti diversi in Veneto, per questioni logistiche, avete fornitori su punti diversi e quindi voi potete essere sicuramente anche con gli amministratori un anello di congiunzione di questa trasmissione di valori, però sicuramente la politica deve fare il proprio, lo dico sinceramente, io non penso mai che la politica non serve, no, la politica decide e quando decide può fare molto, quindi noi tutti prendiamo anche il vostro accorato appello, perché Belluno non deve essere l'ultima provincia del Veneto lì messa là che ci vai solo quando vai a sciare o ci passi per andare da qualche altra parte. E quindi io peraltro ringrazio veramente i bellunesi dell'ospitalità alla Triveneta Alpina, perché hanno dato veramente una grande dimostrazione a tutti noi di cos'è anche l'ospitalità nel bellunese. Però ripeto, dobbiamo esportare le buone pratiche, questo sì è vero, e dobbiamo farlo in maniera anche rapida, perché i cambiamenti climatici, lo dicevamo prima qua, prima che lei si collegasse, ormai sono qui, non c'è più qualche matto insomma, che diceva la fine del mondo avverrà, no, non c'è la fine del mondo, però il cambiamento del nostro stile di vita è condizionato da condizioni climatiche che non erano precedenti a noi, o forse erano precedenti 1000 anni fa, ma adesso dobbiamo cambiare il modo di pensare alla montagna, la città e anche il mare. Dunque aspettiamo insomma questa visita del sindaco Conte, del vice sindaco a Belluno. Presidente, c'è un altro tema che le sta particolarmente a cuore, che è quello dei giovani, perché poi quando si parla di una montagna viva si deve parlare assolutamente di giovani, e sappiamo che avete messo a disposizione come Confindustria una corriera diretta a Vicenza. Guardi, noi come per i giovani penso che siamo una Confindustria che si è dimostrata molto molto vicino ai giovani. Abbiamo portato in provincia di Belluno quello che mancava. Oggi appunto c'è una corriera che va a Vicenza dove si tengono le selezioni dell'ITS meccatronico, che da 2 anni è approdato a Belluno con la nostra collaborazione e con la Fondazione ITS Meccatronico del Veneto. Abbiamo accompagnato i ragazzi per sostenere le prove d'ingresso, e la cosa che a me fa molto piacere che quando sono accompagnati da Confindustria, dalle persone di Confindustria, ci credono perché vedono che la parte produttiva del paese è con loro. E per cui è importantissimo, e dico a chi ci guarda che comunque queste selezioni sono ancora aperte. Si tratta di un percorso biennale post diploma. Questo significa che i partecipanti saranno pronti per le Olimpiadi proprio per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Poi noi abbiamo fatto tantissimo, sapete benissimo che abbiamo la LUISS Business School, adesso parte anche un ITS turistico importantissimo che nasce con la collaborazione di Ascom e della Camera di Commercio, e partirà un corso triennale, un corso informatico con l'Università di Verona. Abbiamo visto che la città di Belluno, la provincia di Belluno, i giovani di Belluno hanno fame di scuola, hanno fame di istituti, hanno voglia di imparare, per cui qui fortunatamente siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare, ci sarà molto altro da fare, però mi permetto di dire che negli ultimi 2 o 3 anni per noi è stata una grandissima soddisfazione vedere che questi giovani che ci sono, ma non solo della provincia, anche ragazzi che vengono da fuori, vengono con interesse, curiosità e passione.
Presidente, a proposito di giovani, sabato scorso sono stati tanti quelli che si sono dati appuntamento a Belluno in occasione del primo Pride nella storia della città e lei ha scritto con il suo delegato al sociale Flavio Mare su una lettera aperta ai partecipanti, agli organizzatori. È la prima volta che un'associazione di industriali entra nella questione del Pride appoggiando di fatto la manifestazione. Sì, è la prima volta. È nell'indole di Confindustria Belluno Dolomiti. Noi abbiamo fatto un percorso per i ragazzi diversamente abili, i ragazzi con problematiche, abbiamo fatto dei percorsi con le carceri e abbiamo ritenuto doveroso appoggiare il Pride. Devo dirle che ci ho pensato, non è una cosa che è nata così superficialmente, perché sapevo e so benissimo che ha creato commenti chiacchiericci dal mondo della politica e quant'altro. Però le devo dire anche che la risposta, a parte che la lettera era molto molto chiara, noi parliamo di inclusione e di meritocrazia e questo è fondamentale. Poi ci rendiamo conto che i diritti oggi non sono uguali per tutti, di questo dobbiamo prenderne atto. Poi mi piace ricordare che nelle nostre fabbriche, perché parliamo sempre dei ragazzi, ma ci sono anche i genitori, i familiari. Quanto importante è per un genitore, per un familiare sapere che il proprio figlio, il proprio nipote, il proprio cugino è accolto in fabbrica per le sue capacità e non per il suo orientamento sessuale di cui nessuno abbiamo il diritto di andare a giudicare, valutare e contestare. Io su questo sono... Guardi, volevo dirle che comunque io ho ricevuto una risposta che per me è stata una delle più belle, proprio da un industriale bellunese, che mi ha scritto, sto cercando la lettera, ed è stata una delle lettere più belle che io ho ricevuto, e ci tengo a leggerla. Ho appena letto il tuo intervento, Presidente, riguardando l'appoggio al Pride di Belluno e devo farti i complimenti per le parole lette e la posizione presa. Hai tutta la mia stima personale e imprenditoriale. Sono felice che la mia Presidente la pensi in questa maniera su un argomento così delicato e molto spesso dimenticato. Dobbiamo, come dici tu, essere inclusivi in tutti i sensi e non far scappare i nostri giovani solo perché c'è qualcuno che ha ancora un pensiero da medioevo. Però con persone come te riusciremo a cambiare. Ecco, questa lettera penso sia la risposta giusta a quello che anche Confindustria deve fare per i giovani. Trasversalmente non ha importanza da dove vengono, da che famiglie vengono, ha importanza che siano giovani che sono curiosi, che hanno voglia di fare e hanno voglia di entrare nella società per renderla migliore. E questo non ha nulla a che fare con l'orientamento sessuale. Poi mi permetta di leggerle un'altra cosa, perché cosa significa rompere il soffitto di cristallo? Con questo termine si indica quella situazione in cui il ruolo di leader viene più facilmente assegnato a una donna. Nei momenti di grave crisi, quando ogni scelta comporta elevati rischi di fallimento e impopolarità. Ecco, io non ho paura di queste cose e penso e ritengo di aver fatto la cosa giusta, non solo per i giovani del Pride, ma per tutti i giovani che a Belluno sono accolti, avranno sempre il benvenuto da parte di Confindustria e saranno sempre nelle nostre imprese se avranno voglia di lavorare, di mettersi a confronto e soprattutto meritocrazia. E questo vale per le donne e per gli uomini, indistintamente dal colore della pelle e dalle scelte personali sessuali. Presidente, grazie infinite, grazie davvero per questa chiusura, credo non sia necessario aggiungere altro delle sue considerazioni. Grazie davvero a Laurent Berton, Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, torneremo presto ad aggiornarci con lei, Presidente, grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Grazie, è importante quest'ultima chiusura del Presidente Berton, questa apertura in occasione del Pride di un'associazione così importante. Sì, una cosa molto importante, io sottolineo che io spero un giorno non ci debba essere più il Pride, perché vuol dire che non saranno
diritti diversi da rivendicare. Cioè il Pride poi uno può pensarla, può piacere o no sul tipo di manifestazione, come viene fatta, perché anche all'interno di quel mondo, diciamo, ci sono, una volta ho sentito Busi che diceva: se vuoi rivendicare dei tuoi diritti ti metti in giacca e cravatta e lo vai a fare ad un tavolo di trattativa. Quindi anche in quel mondo ci sono scelte diverse, no? Per non spettacolarizzare una cosa o un'altra. Guardate, io non ci entro perché per me il diritto è fondamentale, e soprattutto per un adulto ha giustamente il sacrosanto diritto di fare quello che vuole della propria vita finché non danneggia qualcun altro. Quindi per me, guardate, quindi spero un giorno non ci sia più il Pride, perché non ci saranno più diritti da rivendicare diversi di quelli che tutti noi abbiamo, e che peraltro secondo me la società va molto più veloce di quello che va la politica o un falso ben pensare, diciamola così. Ecco, mettiamola, volevo dirla in maniera diversa, però mi è venuta così, perché secondo me poi il mondo ha già fatto delle scelte, ha già detto delle cose, la società civile dice delle cose, e quindi ripeto, spero un mondo in cui non ci sia più il Pride, perché non ci sarà diversità di diritti da rivendicare. Un ultimo flash velocissimo dalla zona di Pederobba con il nostro Christian Arboit insieme a Nicoletta Rizzetto. Ci avevano annunciato il tour tra i danni, e qui c'è un imprenditore agricolo che ha riportato danni ingenti al sistema, all'impianto fotovoltaico. È così, Christian, buongiorno di nuovo. Sì, buongiorno di nuovo a te, Francesca. Danni ingenti all'impianto fotovoltaico e non solo. Mi trovo a Levada, frazione di Pederobba, nell'azienda agricola di Franco Rampin. Buongiorno Rampin, alle nostre spalle questo impianto fotovoltaico che è stato di fatto devastato dalla grandinata di ieri. Sì, esatto. Cosa vuole che faccia? Questo è stato un cataclisma, diciamo così. Grani di tempesta come palle da tennis, non una, diverse. Ho anche le fotografie perché ho fatto delle foto. Giù nella casa di mio figlio tutto il tetto squarciato, tutto da cambiare, rotti tutte le tegole. Ecco, e il figlio Mirko, tra l'altro andremo a visitare questa casa, un disastro. Sì, ho rotto pannelli solari e le tegole del tetto, i coppi. Al momento l'importante è star bene, poi per il resto si farà. Ecco, ma è proprio alle colture, ai vigneti? Certo, perché lei coltiva biologico. Certo, io sono un produttore biologico da oltre 20 anni, ci tengo a dirlo, oltre 20 anni, del 99 che sono certificato. E cosa vuole? La grandine ha fatto un disastro. Eravamo salvati dalla peronospora perché quest'anno è un anno molto difficile, ma purtroppo... E c'è uva per terra, mi dice? Certo che c'è uva per terra. Dov'è il campo? Dov'è il vigneto? Siamo qui sempre nel comune di Pederobba e Cornuda, perché le ho in 2 comuni. I 2 comuni più colpiti? È tutto DOCG Asolo, cosa vuole che le dica? Questo riserva il cielo. Però una cosa è certa, signora Fernanda, chiedo anche lei, una cosa del genere non si era mai vista? Io no, assolutamente no, perché grandine così grossa, assolutamente, a me ha fatto prendere uno spavento da matti, perché insomma qua davanti sembrava un prato di margherite da quanto bianco era, e poi così grossa, guarda, assolutamente... Da non crederci. No. Lei mi diceva, scusi, lei ha quasi 80 anni. Quasi 80 anni e non ho mai visto una cosa del genere. Grandinate grandissime, ma con un'intensità e con un diametro così mai visto. Senta, questi pannelli fotovoltaici sono assicurati? Non sono assicurati? No, purtroppo no, non sono assicurati, perché questi qua sono del 2007. Sono stati i primi a essere messi in servizio. La prima volta, grandinate ce ne sono state, ma è la prima volta che si rompono. Grazie Christian. Francesca, chiudo qui intorno, ci sono tante coperture nelle stesse condizioni, ma questa sera ti racconteremo tutto. Vedremo il tuo reportage insieme a Nicoletta Rizzetto tra le zone maggiormente colpite. Grazie a Christian Arboit.
Assessore, vice sindaco di Treviso, Alessandro Manera, grazie davvero per essere stato qui con noi, l'aspettiamo presto per altre tematiche. Grazie a voi, vi lascio al meteo e poi naturalmente spazio per il film, oggi in onda Ulisse del regista Mario Camerini con Kirk Douglas, Silvana Mangano, Anthony Quinn. Grazie ancora per averci seguito, meteo e poi il film Ulisse. Arrivederci. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano inizia a indebolirsi, concedendo una temporanea tregua da qui al weekend. A seguire il caldo tornerà presto a farsi più intenso. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto al mattino avremo molte nubi, dalle ore centrali tendenza ad aumento dell'instabilità su Alpi e Prealpi con probabili locali rovesci sparsi. Non si escludono temporali di forte intensità con grandine, raffiche di vento e forti rovesci. Altrove maggiori spazi di sereno. Temperature in lieve calo, minime tra 18 e 24 gradi, massime tra 30 e 34 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Sarà più stabile nelle ore centrali con ampie schiarite. Dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi su zone montane e costiere. Temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime sui 31-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ma ancora con temporali anche intensi, più probabili dal pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 19 gradi, massime sui 32-33 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Di Dominio SRL offre a imprese e privati consulenze nel recupero immobili pignorati, risanamento dei debiti e riorganizzazione aziendale. Chiamaci per un appuntamento gratuito.